Agrigento è già in funzione la macchina amministrativa post emergenza Covid. Sono operative già da alcuni giorni le commissioni consiliari con la duplice binario, ovvero in presenza o in videoconferenza. In proposito, la presidente del Consiglio Comunale, Daniela Catalano, sottolinea: il ritorno alla normalità non si estenda, però, anche a quegli scontri inutili e pretestuosi da clima preelettorale. La città di Agrigento, soprattutto in questo momento, ha bisogno di ben altro. Noi siamo in videoconferenza dal 21 aprile, siamo stati tra i primi, questo lo saprete già, però questa fase ha portato alla richiesta di ulteriore attività anche delle commissioni che riprendono su alcuni temi a volersi riunire, cosa che non è stata mai negata da quando è stata posta poche settimane fa la richiesta di riunirsi anche dal vivo, seppur con i distanziamenti e la presenza messa a disposizione dell'intera Aula Sollano per le commissioni dove i componenti sono 5, proprio per agevolare al massimo il distanziamento. Però, siccome le riunioni sono sempre consigliate da tutti i DPCM da remoto se possibile, non sempre la documentazione cartacea consente di vedersi a distanza, è più utile vedersi dal vivo, però se è possibile da remoto è sempre privilegiato, lo si ripete, io ho emesso una determina proprio in questi giorni che consente ai consiglieri di scegliere tra l'una e l'altra ipotesi, quella che ritengono per loro più opportuna, più utile e più comoda. Nel frattempo l'ufficio, con l'alternanza del personale previsto e operativo e lo è da diverso tempo, continua i consigli in videoconferenza, ma ha fatto un sopralluogo con personale tecnico perché si verifichi nei prossimi giorni, si verificano le condizioni dei filtri, il distanziamento previsto a scacchiera, come voi sapete, per l'aule, a che utilizzo dell'aula e con che struttura, con che organizzazione potrebbe essere fattibile, perché manca a tutti l'aula fisica, perché ci potrebbero essere dei consigli nei quali è utile essere lì fisicamente proprio per mole di documentazione che è difficile condividere e visionare in videoconferenza. In ogni caso, noi quello che per molti era il piano B, noi l'abbiamo attivato, ce l'abbiamo in corso, per noi gratuito, e quindi lavoriamo alla doppia opportunità come si è fatto per le commissioni. Per il resto, io mi auguro che il clima dei primi giorni, che era il clima che tutti speravamo ci fosse, no? Il post pandemia che ti dà anche quell'idea di quanto sia importante fare sempre squadra, anche con posizionamenti diversi, a tratti sembra perdersi dietro una campagna elettorale che sta per tornare nel vivo, ma che non deve portare chi è qui per prorogatio a ricordarci che l'impegno al momento è per l'incarico che è in corso e che dobbiamo portare avanti scevro da condizionamenti alla campagna elettorale che legittimamente poi ognuno porterà avanti perché è assolutamente legittimo. Allora, torniamo a occuparci di problemi seri, ricordandoci sempre che in questa consigliatura, come in qualsiasi altra consigliatura o attività politica, la gente ci chiederà sempre rispetto della verità, della legge e dell'interesse supremo della città e della collettività.